La crisi economica ora decina ancora i casi di aziende venete che rischiano il fallimento. Per avere un quadro della situazione, Federcontribuenti di Albignasego ha organizzato con i parlamentari veneti una visita tra le imprese del Padovano. Io vado dentro e dico, signor Del Piano, sì, lei può aprire il conto, ma non mi chiedano i mutui, non mi chiedano i prestiti, ma neanche di 1.000 euro. Banche che hanno tirato i cordoni della borsa, enti locali imbrigliati nel patto di stabilità che pagano con mesi di ritardo, fisco in agguato. La crisi in 3 punti, anche se altri contribuiscono a rendere incerto e preoccupante il futuro di migliaia di imprese. Marco Paccagnella, presidente di Federcontribuenti, ha portato alcuni parlamentari a toccare con mano la crisi delle imprese, strangolate da banche e crediti che non arrivano all'incasso. Ho lavorato in subappalto per una ditta, per un lavoro a Belluno e l'anno scorso e stiamo aspettando i soldi. Quanto vi devono? Circa 50.000 euro. Nei prossimi mesi il 30% delle aziende venete rischia grosso. Per Federcontribuenti la politica non può attendere. Servono misure che consentano di far girare il volano dell'economia, sbloccando il credito alle imprese e i pagamenti della pubblica amministrazione. Il primo a dover pagare è lo Stato. Quei 70 miliardi di ritardati pagamenti sono devastanti per l'impresa e per la piccola e media impresa in modo particolare, soprattutto nel campo dell'edilizia e nel campo dei lavori pubblici. Tutte queste piccole aziende stanno soffrendo in modo incredibile. L'Europa abbiamo visto che ha finanziato le banche, ma le banche non stanno aiutando i nostri cittadini, anzi, quindi qualcosa dobbiamo fare. Non possiamo permetterci di vedere aziende che chiudono, persone per bene come queste che non ce la fanno più a mandare avanti la loro azienda.